Nomi. Carmen Ivan. Bene, cognomi. Salis Murgana. Bene, date di nascita. 18/9/1963. La professione più o meno per tutti e due. 2/9/1978. Sì. Giornalisti e scrittori. Benissimo, segni particolari? Retrospettivi. Ma in realtà abbiamo usato questo segno particolare solo perché, come avete detto anche voi, per capire bene in qualche modo dove si va e che cosa si fa oggi, bisogna un po' scavare nel passato. Quindi per capire bene anche la figura di una donna così importante come San Levadora, che è poi la Levadora, la maestra di parto sarda, il titolo di questo libro che hanno scritto appunto Carmen Salis e Ivan Murgana, bisogna un po' andare a guardare indietro, quindi un po' essere retrospettivi ci sta, no? Ok, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, ben trovato. Tu hai il gelato, Ivan, ce n'hai uno tutto tuo, invece tu Carmen, se vuoi te lo puoi prendere tutto per te, il microfono diciamo vintage ma che fa molto radio. Ci piaceva questa cosa del vintage a noi su quel microfono. Allora, è un lavoro scritto a quattro mani che viene fuori da che cosa? Dal fatto che avevate voglia di scrivere e raccontare questa figura che forse è l'unica riconosciuta rispetto alla famosa saga Badora, che era quella che invece finiva il lavoro anziché iniziarlo. Esatto, San Levadora iniziava il lavoro e poi, come hai detto tu, Sacabadora lo finiva. Sì. Questa è una storia possibile, vero? Noi quello che precisiamo sempre è che questa è una storia vera, è una donna realmente esistita, ha vissuto in Marmilla, una donna che ha condotto una vita assolutamente piena, ha partecipato allo sciopero di Bugerro, che è un po' il manifesto. Davvero? Esatto. Il primo sciopero italiano. Lei Presidente sa benissimo di cosa molto stiamo bene parlando. la storia di Bugerro. Sì. Esatto, quindi non le dobbiamo assolutamente raccontare nulla. Ha partecipato appunto allo sciopero di Bugerro e poi suo malgrado si è trovata a fare la levadora perché una compagna di lavoro era rimasta incinta a 15 anni, doveva partorire, Pietrina, il nome del personaggio è questo, si era trovata lì a far nascere questo bambino, figlio della colpa, perché sì, questa ragazza era stata stuprata. Quindi Pietrina si trova a fare la levatrice senza volerlo e quindi piano piano poi, dopo essersi trasferita da Bugerro alla Marmilla, lì comincerà a fare la levatrice. Abbiamo detto una vita molto piena perché si era sposata 4 volte, che per l'epoca diciamo era una cosa piuttosto inconsueta. Infatti, esatto. Caspita, è impossibile. Come dire, allevava e faceva nascere i figli, ma devo dire che probabilmente anche i compagni di vita ne ha messi lì 4, uno in fila all'altro, vuol dire che era anche una levatrice sotto quel profilo. Le piacevano gli uomini e cambiarli forse frequentemente, o forse le vicissitudini della vita? No, lei purtroppo rimaneva vedova. Morivano tutti, quindi paradossalmente come lei faceva la levatrice gli morivano i mariti ha avuto una vita piena di dolori. Anche esatto, molto travagliata. Quindi non era per dire, come dire, non ci si va d'accordo con questo. No, lo avvelenava, no, restava sempre vedova. Restava vedova e continuava a pensare di avere una famiglia, di volere una famiglia, quindi si rinnamorava, chiaramente compatibilmente con l'età, con i tempi, e si risposava. Era longeva in amore a quanto pare. E questo era comunque controtendente anche al fatto che in Sardegna, quando uno perdeva un compagno, rimanevi a lutto per tutto il resto della vita, soprattutto quel periodo, no? Infatti il motivo, la cosa che ci è piaciuta tanto di questa donna è stato proprio il coraggio di vivere la sua vita in piena libertà. Senti, una domanda, ma scusa, io quando ero sempre piccolo intanto vediamo anche la copertina del libro in sovraimpressione, così sto parlando di 60 anni fa, questo contributo, e quindi li ho conosciuti a San Levadora, in Sardo non eravamo a San Levadora, andavo in bicicletta a Zia Beccia, però mi ricordo a mia mamma avevo chiesto: ma questa signora, mia mamma, ha fatto qualche corso? E mia mamma ha detto che facevano un corso di 3 anni, ma è vero, cioè Sì, è vero che addirittura... Non era tramandato solo, no? Allora, la storia di Pietrina sicuramente a lei è stato non neanche tramandato, si è improvvisata e imparato da sola, così come facevano tante. Però c'erano, soprattutto in penisola, forse anche qui in Sardegna, abbiamo scoperto le possibilità di fare dei corsi, ma sicuramente nei piccoli paesi dell'interno in quel tempo non si trovavano levatrici che si erano diplomate e avevano fatto dei corsi, non credo. Quindi forse sto parlando degli anni 50. Diventava
50 sì, probabilmente. Diventava sì. conseguenziale sul campo la pratica, cioè della serie. Assolutamente, sì. Uno faceva della prima l'esperienza per poi sapersi comportare meglio nelle successive, direi, importanti manovre per far nascere un bimbo. Oggi, anzi, prima di arrivare a questo, forse è carino anche dire che la copertina è legata a un dipinto, no? Assolutamente di Beatrice Cossu, che è stata bravissima perché ci ha permesso, ha ricostruito fedelmente il nostro desiderio di stanza, di immagine, di idee di levatrice. Perché ad andare a pensare, va bene, oggi pochi forse partoriscono a casa o comunque in qualche maniera, se lo fai, ci sono tutte le tecniche moderne che in qualche maniera ti appunto garantiscono una certa sicurezza. Una volta invece c'era proprio come nella copertina un catino d'acqua, uno straccio e via, e poi si andava all'avventura, come dire, vieni figlio mio e vediamo che cosa succede. Cioè dovevano essere momenti anche particolarmente stressanti, no? Cioè difficili. Avevano una grande responsabilità e poi comunque, come ha detto Ivan poc'anzi, il loro compito non era solo ristretto o comunque concentrato nel momento del parto. Loro incominciavano a seguire la persona che aspettava il bambino sin dai primi mesi della gravidanza e continuavano poi ad assisterla col bambino anche nei mesi a seguire. Sì, è vero, verissimo. L'aiutavano nell'allattamento, cercavano anche, a volte le aiutavano anche nelle faccende domestiche perché davano proprio una mano. Era una figura che poi questo lavoro veniva ripagato quasi mai in denaro in quel periodo, ma con una gallina. Forse in natura pagavano in quel periodo. Sì, assolutamente sì. Era un periodo difficile. Ovvio, ma era un con la periodo povertà che c'era. Certo. Avete fatto il giro anche in altre zone d'Italia, mi è parso di capire. Ho letto qualcosa a Matera, a Matera, esatto. Sì, a Matera. Siete andati a presentarlo anche lì, questo libro? Sì. Ecco, quindi c'è insomma un interesse che va al di là anche dei confini della Sardegna. E quando si scrive un libro che è particolarmente incentrato su una storia locale, poi è la chiave di lettura più facile per arrivare anche a un pubblico distante, perché incuriosisce il fatto che non conosci di quella realtà, o restringe i confini? Beh, la storia è ambientata in Sardegna, però diciamo che la figura della levatrice era soprattutto negli anni addietro era comune un po' in tutta Italia, soprattutto nel mezzogiorno. Esatto, soprattutto nel mezzogiorno. Era questa la cultura. Sì. Lei comunque è andata a presentare il libro a Matera e comunque anche lì hanno trovato comunque delle affinità con quello che abbiamo Hai respirato la città della capitale europea della cultura, quindi. No, è stato bellissimo perché hanno veramente apprezzato questo testo, un po' perché la figura è esistita anche lì, un po' perché si è fatta questa sorta di l'hanno messa vicina alla Basilicata come territorio, come anche condizioni economiche del periodo. Sì, la realtà. Però appunto, Ivan, diciamolo che l'abbiamo anche portato in Sardegna. Beh, certo, c'è un tour che gira anche per la Sardegna. La promozione chiaramente parte prima da qua. Mi aveva incuriosito il fatto di aver letto appunto che ci fosse stata questa capatina a Matera, insomma, questo toccata e fuga, però bello, no? Sì, ma contiamo anche di portarlo in Piemonte, Milano. Tra l'altro il coprotagonista è sardo, ma ha vissuto a Torino, per cui ci sono dei legami anche con il resto della penisola, insomma. 4 mani per scriverlo, com'è nata tra di voi questa collaborazione? Beh, la storia, diciamo, fortunatamente nasce da una mamma che ha 3 figli, quindi ti poteva dare un aiuto in più? Esatto, diciamo, la storia fortunatamente l'ho trovata io, ma quasi per caso. Alla fine il protagonista è la bisnonna di un mio carissimo amico. Mi ha raccontato questa storia affascinante. Sì. Mi ha raccontato questa storia affascinante. Ancora no, lei è morta. Lei è morta nel 76. No, pensavo che la bisnonna fosse ancora viva e le avesse raccontato lei questa storia. No, è morta nel 76 e il mio amico è nato il mese dopo, quindi neanche lui l'ha conosciuta. Però tramite poi i racconti della famiglia è riuscito anche lui a avere, insomma, un quadro di quello che era questa donna. Il presidente Amelia Sesto ha delle eccellenze in quanto longevità, la signora Manunza che fa 108 tra poco, mesi. E quindi dicevo, magari sai che anche Ivan ha questo amico che ha sta bisnonna tanti anni. No, era nata nel 1876, quindi sarebbe detto questo, sarebbe impossibile. La signora Bonari che deve compiere 108, per quanto non fosse la lavadora, però quando va a lavadora, lei che era una donna energica, lui la conosce, andava presso questa lavadora per coadiuvare questa lavadora.
Certo. Mi sto è commuovendo. un'esperienza che lei me lo raccontava e in sardo me lo diceva, lo dico, e ha ricordato in di lui che Dio quando tu sei nasciuto, io abitavo vicino, a mamma tua ci fammo dopo quando sei nasciuto. Allora è lì la colpa, vede? No, non c'è ancora la signora. Allora ecco chi ha la 108 colpa. anni deve compiere. Adesso ho capito di chi è la colpa, allora andrò dalla signora Manunza a dirle qualcosa. Poveretta. Allora, dicevamo. Sì, ti stavo dicendo, questa storia appunto è nata così per caso, quindi un racconto fortunato che ho avuto il privilegio di ascoltare. Questa storia mi è piaciuta da subito. Io cercavo una compagna di viaggio e come hai detto tu non potevo trovarla che in una madre di 3 figli, quindi chi meglio di lei poteva aiutarmi a raccontare veramente come si veniva al mondo. Esatto. Lavorare a 4 mani non è stato complicato, naturalmente devi per forza essere credibile perché devi in un certo senso uniformare il linguaggio. Tu hai scritto già un libro, no? Sì, io ho scritto un libro, lei ne ha scritto diversi, quindi sicuramente è stata brava lei comunque. Esatto, avevate già comunque un'esperienza che vi guidava nel saper mettere subito giù i paletti per poi scrivere questa storia. Però comunque lavorare a 4 mani non è stato complicato, è stata una cosa piuttosto naturale, c'è stata una forte empatia da subito. Dei pezzi per conto proprio funzionava così, uno scriveva, l'altra proseguiva, quindi praticamente non esiste un capitolo o una scena ben precisa scritta dall'uno o dall'altra. Sì, è uno sviluppo, è un incastro totale. Sì. È un pensiero molto dilatato, solo viene vergato, caro amico. No, certo. Usiamo il loro linguaggio. Fare i giornalisti oggi sappiamo quanto comunque non sia semplice, fare gli scrittori forse ancora di più, no? Cosa spinge, la passione o l'idea che in qualche modo ci possa essere una strada che porti prima o poi di nuovo la cultura ad essere sostenuta, la letteratura ad essere sostenuta? I prezzi dei libri, perché l'IVA sui libri comunque è altissima, perché bisognerebbe fare prima questa battaglia tra i libri e la musica. Noi siamo il paese che ha un costo esageratissimo, non esiste altro paese che fa pagare così tanto l'incidenza dell'IVA sulla cultura, e anche la musica non è la cultura. stessa cosa, l'ebook è certo importante, ma il libro ha il fascino di sempre, quindi poi lo respiri, totalmente il tuo pensiero, solo l'odore della copertina, della plastica, della carta, insomma del cartoncino, è tutta un'altra cosa. Ma una domanda, sempre parlando di questa signora, ha avuto problemi drammatici perché non sempre i bimbi nascono molto bene. Lei si è trovata in difficoltà, come ha reagito? Così. Allora, la Pietrina Murtas, che comunque è un nome di fantasia, solo il nome di battesimo abbiamo lasciato invariato, ha avuto una vita abbastanza difficile, perché oltre ai lutti che l'hanno segnata ha perso anche una bambina e ha anche avuto dei problemi con una partoriente. E quindi si sa che alla fine vengono a galla solo le cose più brutte e si dimenticano le cose belle che una persona ha fatto. La mia domanda era per focalizzare. Pietrina Murtas ha avuto difficoltà soprattutto quando, oltre a risposarsi, quindi a tradire la fiducia delle persone che aveva intorno, anche i figli, perché comunque i figli l'hanno abbandonata dopo il secondo matrimonio, perché il concetto non è, accettarono Matteo, che lei andasse nuovamente, non si risposasse. Non ha messo il lutto, quello era il problema. Detto Matteo, bisognava tenere il lutto a vita. Invece lei ha continuato a vivere, era la cultura quella, e ha continuato a fare il suo lavoro finché poi negli anni 50, con l'avvento delle strutture ospedaliere, ha smesso di fare questo lavoro, quindi si arrangiava con le soluzioni, con i decotti, con i massaggi, rimetteva a posto le ossa, insomma era quella che il medico, a cui il medico di base dava le siringhe, le aspirine per insomma coadiuvarlo un po' nel suo lavoro. Quindi la sua figura è un po' cambiata, perché si sposava, seppelliva i mariti, preparava le tisane, un po' alla fine lei è stata una bruscia. Sì, un po' fuori dal coro, insomma, ecco, un po' fuori dal coro. Se vogliamo dirla, è stata abbastanza capirci. Drammatica la sua vita lunghissima. A quanto pare sì, anche se ha fatto del bene. Palesa una situazione drammatica, però, anche l'incomunicabilità con i figli. Il problema è stato un dramma. Che nella vita alle volte fai del bene, ma se non rientri negli schemi che la società ti impone, diventi un alieno. Esatto, è proprio così. Quindi è questo anche il percorso di una donna che, nonostante siano passati così tanti anni da quando è esistita, oggi comunque in maniera diversa
diversa, è lo stesso. Siamo d'accordissimo con te. È lo stesso. Torniamo tra poco, c'è la pubblicità a Corazon con un po' di meteo, quindi Trebimeteo, e poi di nuovo con Ivan Murgana e Carmen Salis, la levadora, la maestra di parto sarda. State lì. Trebimeteo.com, sigla, e poi già lì pronto Paolo Corazon per darci, mi sa dalla cartina che vedo in bassa frequenza, non bellissime notizie per il weekend. State lì. Quando il sole tornerà. Quando il sole tornerà? Questa è la domanda che ti facciamo. Buongiorno Paolo. Buongiorno Paolo, ben trovato carissimo amico. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno Matteo, buongiorno Sardegna, eccomi, anche se nascosta. in effetti non ho grandi notizie, Infatti vediamo che è nascosta da una coltre di nuvole che beccano un po' tutta l'Italia però. Sì, bravo, tutto il centro-sud soprattutto avrà le condizioni meteo peggiori nelle prossime ore, nei prossimi giorni, Sardegna compresa. Però in Sardegna non prevediamo fenomeni particolarmente violenti. C'è stato un temporalone però, caro Paoletto, ieri mattina. Tra mercoledì notte e giovedì mattina. Ma io sto dicendo... non sono previsti, io guardo avanti, non sono qua tu sei avveniristico, tu sei progressista, emancipatore delle coscienze, certo. Bene, allora andiamo nel dettaglio, va. Andiamoci piano. Allora, in effetti sono parecchie nuvole, comunque ancora sulla Sardegna, vediamo la previsione, oggi prevediamo anche delle piogge in gran parte dell'isola, quindi ombrello a portata di mano e tra l'altro temperature che iniziano a diminuire, oggi però ancora i 13-14 gradi riusciamo a toccarli. Applaudiva il presidente Mameli, scusa. Spiegagli le cose. Applaudiva perché lui, essendo uomo rubato all'agricoltura, spiegagli le cose. Dice che abbiamo bisogno d'acqua visto che questo è stato un anno siccitosissimo, molto quello appena siccitoso, passato. abbiamo carenza d'acqua. Giunto a questo punto, caro amico, prega gli dei perché arrivi l'acqua in Sardegna infatti, guarda, per fecondare l'economia sarda. Benissimo, guarda infatti la cartina che adesso ci presenta, eccola. Ecco, esatto, già finita. Non posso, mi ha preso in contropiede. Vabbè, però un attimo, domani c'è in effetti una pausa, ma è una pausa, quindi domani il tempo migliora, però poi in realtà domenica torna della pioggia, quindi il Presidente sarà contento. Domenica giornata ancora nuvolosa e con alta probabilità di pioggia. E scusa ripeto, Paolo, non forti. Scusa Paolo, adesso vediamo l'effetto che fa la previsione del lunedì, visto che lo riguarda da vicino. Voglio vedere che mi astengo da dare giudizio. Se dovesse piovere lei sarà contento, visto che fa lì la gradinata all'aperto con Gennaro, vediamo. E invece lunedì c'è il sole, guarda te, quindi stavo per farti l'ombrello, ma sei un amico, sei veramente un profeta. Mi stai dando gioia inusitata, mai sono stato così contento con me. L'unica cosa, perfetto, Presidente, non so cosa abbia si bevuto. tenga forte. Sì. In realtà è vero che poi lunedì il tempo migliore, però guardate, in realtà nei prossimi giorni e anche lunedì venti forti da nord sulla Sardegna. Che lo spazzino via almeno così. Giornate ventose e freddine, quindi lunedì con il sole, ma a coprirsi comunque bene, Presidente. Vabbè, va bene. Hai notato quest'uomo, nonostante la tua venerazione e la vostra solidale c'è un rapporto amicizia, di grande sta amicizia. Zitto un attimo ogni tanto, oppure deve sempre blaterare col trombone. Non dire una parola. Hai notato quando gli hai detto c'è il sole lunedì che non si è rammaricato perché l'acqua in Sardegna non giungerà quel giorno? Hai notato? Ecco, vedi, quindi si chiama paracarro uno così, però vabbè. Lui lo fa perché deve fare un lavoro e ci tiene che venga bene il lavoro. Bravissimo. La sua serietà e professionalità non finisce Bene, mai. allora si chiamano paracarri. Quanto tutti e due. sei saggio, sei molto ponderato. Paoletto, grazie. Grazie Paolo. Per come Buon sempre weekend, un abbraccio. le tue previsioni precise. Buon weekend a te. Scaricatevi l'app trebimeteo.com. Ciao Paolo. Ciao. Ecco, va bene, insomma, lei è un amico, Paolo. Se nella vita prova queste gioie così, che sembra un invasato che gli hanno appena raccontato che ha fatto 6 a Superenalotto, non lo so, basta così poco per lui, basta così poco. Tanto mi riempie di gioia. Allora, torniamo invece alla cose. storia di questa levadora che fuori onda ci stavate raccontando, tra l'altro essere stata colorata di disgrazie non solo legate alla perdita dei mariti, ma a volte anche nelle difficoltà proprio del lavoro stesso, no? E che comunque fuori dagli schemi ha avuto anche la vita difficile perché veniva additata come una poco di buono sostanzialmente, o comunque una donna che non si atteneva a ciò che alle regole del periodo. Il sardo di quel periodo
utilizzava. Esatto, immaginiamoci una donna vissuta tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, che non si atteneva agli schemi della società dell'epoca. Sì, sì. Cioè che quando restava vedova, invece di indossare il lutto e portarlo avanti tutta la vita, decideva di risposarsi. Come poteva essere vista? Male, nessuno l'aiutava. Esatto. Come poteva essere vista dagli altri? Quindi c'era anche veniva disprezzata, c'era anche una certa invidia in fin dei conti, perché comunque forse le altre donne non riuscivano a fare quello che avrebbero voluto fare. Sì, è vero. Beh, era sicuramente una alla quale non interessavano i commenti degli altri, perché sennò non avrebbe vissuto bene o non sarebbe riuscita a vivere in quel modo, soprattutto in quel tempo. Però questo è una sorta di piccolo scrigno che in realtà contiene la storia della Sardegna, il tempo che è passato e ovviamente fortunatamente sono cambiati, no? Anche gli atteggiamenti nei confronti di certe cose, non del tutto, ci sono ancora zoccoli duri di preconcetti, di formalità che andrebbe scalfita secondo me, però questo libro è anche la volontà di poter conservare nel tempo ciò che siamo stati, no? Sì. Voler conservare ciò che siamo stati, ripercorrere comunque un periodo storico che è stato difficile ma importante, perché ribadiamo dello sciopero di Bugerru, e voler conservare l'identità comunque di quella donna sarda che Pietrina era una donna comune, era una donna qualsiasi che non ha fatto niente di eccezionale. Una cultura normale? Così come ce ne sono state tante altre, ce ne saranno altre ancora. Una donna semplice ma con una vita intensissima e una donna libera, una donna forte. Quindi in effetti lei anticipava quelle rivendicazioni giuste e legittime delle donne, quello di avere un ruolo nella società, non essere sottomessa ai mariti nel libro, alla cultura sbagliata del tempo. Che avete mantenuto proprio le frasi in lingua sarda, no? In alcuni pezzi del libro sono frasi sue, frasi di Pietrina che sono state mantenute, e avete fatto... Abbiamo chiesto l'intervento dell'Accademia del Saliva Sarda perché giustamente e purtroppo noi non siamo così bravi, lo conosciamo ma non siamo così bravi a scriverlo in maniera corretta, quindi è stata anche un'occasione per riproporre quella che è la nostra lingua e conservarla. Questo si unisce anche alla telefonata che abbiamo fatto stamattina alle 8.45 legata a un convegno che ci sarà domani proprio sulla lingua sarda. Bene, esiste un sequel di questo tipo di storie, quindi c'è l'idea che attraverso il racconto di una donna che ha fatto questo tipo di esperienza nella vita e ha dato questo esempio, o comunque questo contributo alla società, poi possano essere tante altre? Noi non mettiamo paletti, non so cosa ci riserverà il futuro, se riusciremo di nuovo a raccontare storie di questo tipo. Quello che ci piacerebbe fare comunque è dare ancora la possibilità alle donne sarde, che comunque sono state grandi protagoniste del nostro passato e alle quali dobbiamo quello che è oggi la Sardegna. Vorremmo dedicare appunto altri capitoli, vedremo se saremo in grado di trovare altre storie altrettanto affascinanti. Nel frattempo continuerete a fare i giornalisti, che comunque una professione, però che impegna molto. Più è lui, tu sei pubblicista, certo. Io sono più legata al mondo editoriale, sì. E questo, visto che tu sei madre di 3 figli, quanto ti porta via nella tua giornata, nell'economia della tua giornata? Lo scrivere? Ma lo scrivere è diventato parte integrante della mia vita, perché io sono anche fondatrice di Amico Libro, quindi se non ho da leggere i miei, ho da leggere quelli degli altri autori, quindi entro nelle storie di tutti, per cui l'80% della mia vita è legata assolutamente. Non so se vi siete incrociati con Lorenzo Scano, questo ragazzo che stamattina è venuto. Sì, Lorenzo è un autore di Amico Libro, è una bella scoperta, è un ottimo. Tra l'altro le due cose non so se sono arrivate a braccetto, ma no, perché sono state messe nella stessa puntata casualmente e neanche sapendo che voi vi conosceste, perché no, non lo sappiamo. Noi riceviamo a volte appunto delle mail, tutti i giorni delle mail con chi vuol venire ospite qui, e l'unica cosa che noi teniamo è poter dare uno spazio a chi fa delle cose belle. Vi ringraziamo perché è importantissimo riuscire a sfruttare questi spazi, che sono pochi a dire. Poi
raccontare, ricolorare queste storie. Io resto affascinato, diceva lei, commosso, avendo anche una certa età, avendo conosciuto queste dinamiche, è per me un piacere ritornare al passato. Diciamo che lui è più vicino a Sacabadora che a Salerno. Ma perché devi, scusa, ma abbiamo due scrittori valenti, ci ripropongono storie vecchie, ma di donne emancipate. Non rifaccia il pippotto, l'abbiamo detto è mezz'ora che parliamo di questo. Non riparta da capo. Ma non credo che il Signore voglia mandarmi in paradiso. Ma ci mancherebbe altro, se no cosa farei io qua da solo? Beh, sarebbe diavolo. 60 anni. Infatti lui è convinto di andare in paradiso, e questa è la cosa straordinaria, perché lui prenderà, non rotto le balle con il lavoratore come sindacalista, no, prenderà, rimanerà all'inferno, però farà la rivoluzione anche lì. Prenderà la strada probabilmente come tutti del purgatorio. Poi io da qua pregherò tanto per lei, allora risalirà. Però tutto ciò avverrà fra 60 minuti. 60 anni. 60 anni, scusa, 60 anni. Scusatemi. È ovvio che noi giochiamo sempre, perché è questo il nostro modo di stare insieme. In realtà non c'è nessuna differenza tra la diretta e il fuori onda. Questo è quello che ci dicono tanti che vengono qua. Abbiamo notato. Ma come? Ma voi siete proprio così? Come? Perché pare che qualcuno abbia detto ma tanto interpretano. No, questo siamo, quindi alla fine. Ma potrebbe essere diverso? No, è impossibile. Però la lettura, questo è un punto sul quale vorrei chiudere. Oggi forse a scuola si fa un po' di più, però per un po' di tempo si è persa questa cosa del dare il libro da leggere, del un po', io non so, tu sei madre di 3 figli, magari lo fanno un po' di più, io non ho ancora l'esperienza scolastica di mio figlio perché ha 1 anno, però bisognerebbe instradare i ragazzi a farlo con un po' più sistematicità. Per esempio Lorenzo ci ha detto, io fin da piccolo avevo libri per casa, ma quella poi è Lorenzo è un caso eccezionale. Esatto, sì, è un ago nel pagliaio, cioè della serie vai a prendere proprio quello che è più unico che raro. Leggono poco, se non addirittura niente. La scuola, non lo so, io non ho visto grande impegno dalla scuola per costringerli alla lettura. Forse è stato così per un periodo passato, ma adesso i miei figli no. Sono molto presi dalle immagini, sì, assolutamente. Immagini e basta, leggono pochissimo. Questo è un danno, perché secondo me non sapranno più parlare, non sanno più esprimersi. E soprattutto anche scrivere, perché noi siamo nell'era dello short message o del messaggio in qualche modo sincopato, no? O anche se scrivi tanto, comunque è il social network quello che detta, quindi non stai a scrivere papiri o lettere. Esatto. Benissimo. Questo ha rivoluzionato anche la capacità di scrivere e la letteratura che non esiste più. Io leggo alcune volte delle cose scritte a mano di alcune persone e dico, ma questo da dove è uscito? Perché oggi poi Matteo c'è il T9, quindi qualsiasi idiozia scrivi ti viene corretta. Se poi manca il correttore di bozze, insomma, si vede. Ma anche la punteggiatura, ragazzi, c'è proprio i punti e virgola, le virgole, i punti esclamativi. Punti e virgola lo si sta praticamente mettendo nel cassetto e perdendo. Ma è stata una vittima sacrificale il punto e virgola, ormai quasi raramente lo trovi, sempre più difficile. Anche se muore ancora il congiuntivo. Quello no, quello non è mai pervenuto per molti, cioè della serie che se sapevo. Cioè, che se sapevo o che se avrei saputo, che è sicuramente la migliore delle espressioni. Confondono anche il concetto del modo del verbo. Anziché... Io ho sentito persone acculturate. Ma perché la lingua italiana... quando abbiamo disquisito dei modi sono stato la lingua italiana, scioccato dalla loro imbecillità. Io non ho ricevuto dai miei professori chissà quali dritte ma secondo me la lingua italiana è come per un musicista una nota stonata. Cioè o hai orecchio e ti accorgi che anche se non hai studiato granché puoi però capire che se avessi suona e se avrei stona, allora lì ci vorrebbe un po' di orecchio abituato anche sotto questo profilo. Però è un altro tema. Poi bisogna leggere. Esatto, leggere. Leggetevi La Levadora, la maestra di parto sarda, Iva Murgana, Carmen Salis, e oggi insomma per quanto riguarda la letteratura e i libri abbiamo dato fondo a ciò che avevamo, ma non sarà solo questo il momento, ci si potrà trovare quando ci sarà un nuovo libro da raccontare. Grazie ancora ragazzi. Grazie per l'ospitalità. Grazie alla squadra.